E ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi come vedete andiamo a giocare su Roblox. Come mio fratello su Adottimi, saluta. Ciao. E ora, come dire, andiamo a cercarlo. Non può. Non è che dov'è. Ok. Ok, andiamo. Vi ricordate che lui aveva preso appunto in castello? Ecco, l'ha venuto e ha comprato quella che costa di più. Ebbene ragazzi, avete sentito bene? Ho comprato questa qui, è sua, vero? Che è tua? Sì. Bene. E anche lui c'ha un canale su YouTube, quindi andate a seguire. Come ti chiami? Jacob Galaxy. E mi raccomando di seguire anche lui, che anche lui fa video su Roblox. E quindi andate a seguirla. Vabbè, io vado a casa tua, Jacopo. Me lo faccio vedere. E ovviamente c'è perché l'ha comprata ieri e quindi non è proprio messa tutta bene a posto, però comunque la maggior parte c'è comunque un po' di roba l'ha messo e quindi comunque va bene comunque così. Ok, devo tornare a dormire. Vabbè. Qui non so se lo sapete già, però c'è la piscina gigante. Ok, mezzo questo che prima non c'era. Carino. Dobbiamo dare i voti alle stanze oggi. Quindi questa gli do un 10 su 10 perché è bellissima secondo me. Ovviamente la devo ancora mettere a posto, però comunque anche già così è bellissima. E devo pure mangiare, mamma mia. Vabbè, questa è la prima parte, non la voto neanche perché è inutile votarla secondo me. Ok, la prima stanza, vediamo. Allora, questa credo che sia la cucina, credo di sì, perché è tipo tovaia, che carina tovaia, ok. Qui c'è una camera da letto con un bagno privato e un altro bagno. Ah no, ok, va bene, la stanza per i cucini. Carina, quindi io potrei dare un 8 su 10. Questa è la seconda stanza, è un po' vuota, però comunque bella, quindi un... ok, va bene, è bella. 7 su 10. Sì, 7 su 10. Questa sarà la mia. Qua c'è appunto di questo, quindi bellissimo. Vabbè, qua ovviamente c'è il letto, poi me lo devo ancora mettere a posto. Qui c'è il bagno, è bella, 10 su 10. C'è anche, tutti hanno il balcone, quindi è male. Questa è un'altra stanza che, allora, secondo me è bella, però devi togliere via questi muri, perché comunque non sono stati belli da vedere. E vabbè, sono due stanze come tutte le altre, così, molto triste, devo dire. Ok, e questa è la stanza di Jacopo. Ovviamente la sua è più grande perché è sua, quindi è ovvio. E vabbè, di qua c'è questa che ovviamente la deve mettere a posto anche la sua stanza, come vedete. Qui vabbè, ho messo questa, quello lì è Jacopo. E qua è il suo bagno, è grandissimo, quindi un 1000 su 10 si sta, secondo me, un 1000 su 10 questa stanza, sì, un 1000 su 10. E questa è la casa di Jacopo, secondo me è bellissima, quindi quanto costava? 800? 8000? Sì, 8000, quindi se andate a comprare anche voi costa un po' perché Jacopo ci ha messo davvero tanto da avere 8000 euro. E quindi non so se ce la fate, però io credo in voi, quindi insomma ce la potete fare. Devo fare un sacco di cose. Ok, vado a mangiare qui, mangiamo, anche se non c'è niente già, non ha sapore questa pizza, però va bene. E non è, oh mamma mia, quante cose che devo fare. Vediamo se qua c'è qualcosa. Ok, sì, vabbè, dopo nella cuccia dei cani, cioè nel lettino dei cani, però vabbè. Anche se non so, c'è proprio un lettino per i cani, però vabbè. E vabbè, dobbiamo fare un sacco di cose, mamma mia. Dobbiamo fare ancora bene. E devo mettere anche il mio cucciolino. Vieni qua. No, aspetta, mettiamo lui. Più bello.
Allora, no, non deve andare dormire lui. Ok, devo bere. Scuola. Allora, ho un metodo più veloce per andare a scuola. Così. Questo è un metodo appunto più veloce per andare a scuola. Andate qua. Siete già a scuola, wow. Ok, tutti e due dobbiamo andare a scuola, giusto? Sì. Dov'è il mio petto? Ok, eccoti qua. E vi faccio vedere quando ho finito la scuola. Ok ragazzi, ho finito la scuola, come vedete. Quindi andiamo fuori. Ah no, devo ritornare dentro. Devo ritornare dentro. Sì, devo ritornare dentro perché devo mangiare. E il mio petto credo che deve mangiare. Ma perché? Ma perché non riesco a dargli da mangiare? Vabbè, prendiamo la mela che c'è di là. Che qua non so perché c'è questa mela, però allena. Abbiamo anche una bella mela che fa bene. E voilà. Ragazzi, visto che abbiamo un po' di soldi, volevo andare a comprare un petto insieme a voi e schiuderlo insieme a voi. Ok. Allora, siamo già qui, va bene. Ok, siete pronti? Copriamo. Acquista, bene. Ora basta, come dire, cularlo per bene, dargli da mangiare e tutto. E poi vediamo cosa esce. Allora ragazzi, ne manca quella 1 e speriamo bene. Devo guardare per una doppione. Anche perché sarebbe brutto avere una doppione. Ok ragazzi, mi manca l'ultima cosa, devo andare a dormire e poi si chiuderà. Quindi andiamo velocemente, speriamo bene. Ovviamente. No, no, prima io. Chi sei io? Dove sei? Vieni qua. Ok. Ok, vediamo, speriamo bene. Prega. Speriamo bene. Aspettiamo come tanti, Vediamo, anche qua Jacopo che sta aspettando con ansia. Ok, vediamo. 6. Cioè, ma mi dai per il giro, ma... Dai, no, come un doppione. Voglio piangere. E vabbè, mammut, doppione. Lo cerchiamo di scambiare con qualcuno di più bello, perché no, cioè, doppione, no, grazie. Vabbè. Vabbè. Allora ragazzi, visto che c'è il doppione e mio fratello non ce l'ha, ho deciso di regalarlo a lui, visto che c'è già il doppione. Però Jacopo, che sei tu questo? Connetti. Ok. Gli diamo questo, che è un... no scusami. Ok. Visto che non ce l'ho, cioè, visto che lui non ce l'ha, io ho deciso di regalare, visto che c'è il doppione e non c'è tenerlo. Quindi... conferma. Ok. Abbiamo dato. Ok ragazzi, faccio l'ultima cosa. Cioè andare a scuola. A vedere. Così, sì. Ok, allora. Visto che ho anche un regalo come avete visto, è perché ce l'ho nelle stelline, l'ho avuto nelle stelline e lo apro insieme a voi. Quindi, apriamolo. Una palla, che bello. Bellissimo. E che vi dico? Sta andando.
iscriviti ragazzi. Il video si conclude qua, spero che il video vi sia piaciuto come fratello. Mettete like se volete vedere altri video simili, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei video e ciao! Ciao.